Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite, il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine, Stefano Giglio. Buongiorno, Buongiorno grazie per essere qui con noi. Grazie. L'abbiamo invitato per parlare del sogno nel cassetto, le aspettative che hanno le professioni infermieristiche per Natale. Che cosa chiederanno, no, per Natale le professioni, i professionisti appunto appartenenti all'ordine? Beh, è una domanda interessante e anche e soprattutto così sfiziosa, diciamo, proprio per restare in tema natalizio. Sì. Credo che se fosse per noi la nostra cesta dei regali dovrebbe essere una cesta molto ampia e molto capiente, soprattutto perché l'infermiere, professionista tutto tondo nelle sue espressioni che sono all'interno delle aziende ospedaliere, ma come a livello del territorio e nelle case dei cittadini, dei nostri cittadini, e in tutto quello che verrà con questa riorganizzazione voluta dal PNRR nelle sue missioni 5 e 6, ci dà veramente una molteplicità di occasioni, una molteplicità di opportunità per poter svolgere al meglio la nostra professione. È vero che tutto questo può avvenire solamente se i professionisti hanno la possibilità e anche chi li rappresenta, come noi in questo caso, come Ordine delle Professioni, se abbiamo la possibilità veramente di poter interloquire direttamente con chi sarà deputato a stendere l'organizzazione del futuro, della nostra sanità del futuro, sicuramente avremo un'opportunità in più, perché avremo la possibilità di poter far conoscere al meglio quello che è il valore aggiunto della nostra professione e soprattutto quelle che sono le qualità e le competenze che fino adesso abbiamo maturato e stiamo continuando a maturare e che potranno essere veramente l'anello vincente nell'organizzazione territoriale del prossimo futuro. Perché anche per voi ci sono sempre ulteriori specializzazioni, no? Sempre più specializzati. Sì, è vero, nel vostro settore. È vero, anche perché la nostra federazione si sta impegnando molto proprio con l'università, con il MUR, perché ha capito che siamo arrivati al momento in cui, dopo un ventennio di appiattimento della professione, dove si pensava e si era orientati a ragionare sul fatto che l'infermiere doveva essere in grado di poter operare in ogni ambito della sanità, sia, come ho detto prima, intraospedaliero che sul territorio, si è capito che c'è la necessità di avere invece dei percorsi di specializzazione molto chiari e molto ben delineati, ma soprattutto perché questi percorsi di specializzazione potrebbero dare la possibilità agli infermieri del futuro anche di avere dei riconoscimenti e delle progressioni di carriera che in questo momento non hanno e non c'è proprio la possibilità di poterli attuare. Vero è che noi abbiamo già una prima specializzazione al nostro interno, e la nostra prima specializzazione, che è veramente un anello fondante già delle organizzazioni passate, attuali, e lo sarà sicuramente anche in futuro, che è quello dell'infermieristica pediatrica. L'infermieristica pediatrica per noi è la nostra prima specialità, che appunto va a riempire questo vuoto che per tanti anni è stato semplicemente riempito da infermieri generalisti, ma quell'ambito lì è proprio un ambito specialistico e ha proprio bisogno di un infermiere formato ad hoc per quell'ambito e per quel percorso, e che è veramente molto importante. Ecco, facciamo un attimo il quadro della situazione, perché si continua a dire c'è sempre carenza, ma ormai in ambito sanitario c'è carenza di tutto, c'è carenza di OSS, carenza di infermieri, carenza di medici, e quindi anche la vostra situazione attualmente in regione qual è? Ma la nostra situazione... Sotto organico, come lavorate? Credo che la nostra regione non è come le altre. È come le altre, anche se però, a dir la verità, i dati che rappresentano la popolazione infermieristica pro capite rispetto al cittadino non ci vede poi così messi male rispetto alle altre regioni d'Italia. Ci sono sicuramente regioni come aree del centro-sud Italia che sono sicuramente messe peggio di noi. Però questi dati ci fanno capire, ci fanno comprendere che forse probabilmente c'è la necessità, mai come in questo momento, di andare veramente a rivedere gli organici all'interno di tutte le situazioni organizzative della sanità regionale, perché forse probabilmente bisogna andare a costruire un infermiere del futuro basato su un modello organizzativo nuovo, su percorsi sicuramente
diversi da quelli attuali, ma facendo questo abbiamo la possibilità di capire se effettivamente in questo momento stiamo utilizzando il personale nella maniera giusta o forse probabilmente dobbiamo posizionare il professionista giusto nel posto giusto, affiancandolo ad altri professionisti correttamente scelti per far sì che quelle professioni possano esprimersi al meglio e dare la massima prestazione di salute al cittadino. Quindi lei mi sta dicendo che sostanzialmente le potenzialità, cioè i numeri ci sarebbero, perlomeno il numero non al completo, ma un numero abbastanza consistente, e che è indispensabile a questo punto, prima di incrementare il numero, di riorganizzare un po' il tutto sul Questo è territorio. fondamentale, perché se non facciamo un programma di riorganizzazione delle strutture sia interno all'ospedale ma anche sul territorio, non possiamo neanche capire quanti sono i vuoti di organico che in questo momento si dovrebbero colmare, perché vi ricordo che il PNRR ha già identificato una quota di infermieri da dedicare al territorio, anche già finanziata, però il problema è trovare il professionista. Allora non dobbiamo neanche rischiare di creare dei vuoti per pieni, perché se spostiamo tout court del personale sul territorio... Anche questo è il problema, no? È il problema che si creano poi dopo dei vuoti di organico, ma dobbiamo andare a capire se quell'organico è correttamente posizionato nel posto giusto, e questo è un lavoro molto importante che dobbiamo per forza chiedere a chi fa organizzazione in questo momento di utilizzare del tempo lavoro proprio per dedicarlo a questa riorganizzazione. Anche per capire se è necessario ampliare il numero di iscritti alla facoltà, no? Ecco, anche questo è un tema molto importante, perché intanto... Si laureano a sufficienza? Ce ne sono abbastanza ogni anno? Allora, il trend che è stato analizzato dalla nostra federazione con dei dati oggettivi anno per anno ci fa capire che apparentemente anche all'interno del nostro corso di laurea potrebbe esserci una certa flessione dal punto di vista dell'attrattività e quindi del colmare i posti in facoltà per il corso di laurea in infermieristica. Il tema invece è un po' diverso, nel senso che negli ultimi 10 anni abbiamo osservato che le domande presso i corsi di laurea sono pressappoco sempre le stesse. Il trend è quasi sempre costante, piccole flessioni, piccoli aumenti, ma tendenzialmente la percentuale è sempre la stessa. È vero che invece negli ultimi 2 anni invece c'è stato un aumento dei posti messi a bando e quindi questo in percentuale fa capire come se ci fosse una minore attrattività, ma in realtà l'attrattività nostra è sempre rimasta costante. Semmai dobbiamo chiederci, proprio perché nonostante ci sia una carenza di personale, nonostante ci sia da più parti, da più voci, la necessità di dover incrementare gli organici e quindi, diciamo in un certo senso, l'infermiere che si forma ha la garanzia di venire assorbito dal mondo del lavoro, sia dal punto di vista del pubblico che del privato. Dobbiamo chiederci invece per quale motivo non riusciamo ad incrementare l'attrattività della nostra professione e quali sono i motivi su cui si dovrebbe agire affinché il giovane si affacci alla nostra professione. Dobbiamo probabilmente cominciare a lavorare anche su questo aspetto, perché se no non avremo sufficienti infermieri per il prossimo futuro. E quindi anche preoccupazioni perché si va sempre di più a lavorare sul territorio, quindi strutture che richiedono personale da una parte, territorio dall'altra. Adesso cominciano a nascere, no, anche dei servizi attraverso iniziative private, iniziative di associazioni, e quindi c'è la necessità di implementare, no, questa presenza. Una volta si parlava anche dell'infermiere di comunità, no? Si era cominciato. Certo, insomma, io credo che su questo tema io credo che noi siamo una regione veramente all'avanguardia, perché l'infermiere di famiglia è nato proprio in Friuli Venezia Giulia oltre 20 anni fa, con l'esperienza della Bassa Friulana, che è diventata un progetto pilota per tutta la nazione, e da lì piano piano insomma sono incrementati sempre gli organici, il territorio è sempre rimasto ben presidiato, tanto è vero che io ricordo molto bene circa 8-10 anni fa, quando c'era lo stesso problema della carenza del personale, si era provato a rispostare gli infermieri di comunità, gli infermieri di famiglia all'interno delle aziende, lì c'è stata la sommossa dei sindaci che hanno veramente steso tappeti rossi affinché si presidiasse il territorio e l'infermiere non venisse spostato dal territorio verso l'ospedale. Siamo stati veramente antesignani da questo punto di vista e tante regioni ci hanno preso ad esempio come modello di riferimento, tanto è vero che proprio
la nostra dirigente infermieristica, attuale responsabile del distretto di Udine, la dottoressa Pellizzari, è stata coinvolta anche dal punto di vista proprio del progetto dell'infermieristica, delle infermiere di comunità e famiglia con il Ministero e con l'Agenas, proprio perché è stato il modello veramente esemplare su tutto il territorio nazionale. Ma il tema effettivamente è sempre quello che dicevo un po' prima, perché lì sicuramente ci sono degli ambiti di sviluppo della professione, ma soprattutto della messa in atto di tutte quelle competenze, di tutte quelle conoscenze che stiamo maturando e che matureremo nel futuro, perché lì l'infermiere è da solo e deve avere effettivamente delle competenze specifiche per poter gestire dei problemi di salute delle persone. Ma di fatto a questo si associa quello che lei diceva un attimo fa, una rete del territorio che deve essere veramente implementata e sviluppata, e già dei processi si stanno mettendo in atto, perché le associazioni territoriali, poco tempo fa, pochi giorni fa, abbiamo proprio presentato insieme con l'Associazione dei Diabetici questa rete che sta nascendo di comuni che vogliono cercare di diventare degli stakeholders dal punto di vista dell'informazione e della guida per il cittadino diabetico, e quindi la creazione di questi punti di informazione. Sono tutte realtà, come possiamo ricordarne sicuramente altre, come per esempio anche qui alle porte di Udine, insomma, abbiamo l'esempio per esempio dei ragazzi autistici. Insomma, sono tutte realtà che andranno a creare quella rete di servizi sul territorio che diventeranno il modello dell'assistenza territoriale, ma soprattutto di quella che è la salute di prossimità. E questo ricordiamolo in modo particolare grazie al volontariato, che sul nostro territorio è molto forte, molto sentito. Certamente, anche grazie al volontariato. Sono e soprattutto i volontari che danno l'idea, sono queste associazioni che danno le idee che poi vengono sposate e vengono allargate sul territorio. Ma fa piacere soprattutto capire che attraverso il volontariato possano nascere questi esempi, ma soprattutto è importante che il legislatore però ne faccia attenzione e ne faccia anche motivo di confronto e di collaborazione con il tecnico, anche con noi, diciamo così, in maniera tale che questa organizzazione possa essere messa a terra e possa essere sviluppata veramente nella sua vera essenza, perché di fatto dobbiamo anche dircelo, abbiamo fatto sempre del bene, soprattutto in tutti gli ambiti post del terremoto. La protezione civile è nata di fatto qui, e tutti questi esempi del territorio poi sono diventati degli esempi a livello nazionale, e dobbiamo dire grazie a chi li ha pensati e a chi li ha messi a terra in quel periodo. Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, non posso fare altro che ringraziare il dottor Stefano Giglio, che ricordiamo essere presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Io spero che sotto l'albero trovi quello che lei chiede. Ma credo che faccia veramente comodo a tutta la professione e a tutti i cittadini, veramente. Grazie ancora, grazie, auguri di buon Natale. Grazie anche a voi. Arrivederci, ci vediamo la prossima settimana.